Amici di Sportissimi, ciao da Giuseppe La Russa. Oggi il Castelbuono affronta l'Aspra per la quinta giornata di campionato, partita importantissima. A breve i ragazzi di mister Boglianni e mister Porretti, che è ritornato all'Aspra dopo le sue dimissioni avvenute nel novembre scorso. Ricordiamo che l'Aspra è stata una di quelle squadre che la sua giovane Castelbuono l'anno scorso ha affrontato di più, 4 volte in 2 partite in Coppa, dove ha avuto la meglio la super giovane Castelbuono, e con i calci di rigore dove c'è stato il successivo errore da parte di Pirrotta, che in quel momento era in forza all'Aspra. Poi la super giovane Castelbuono che ha vinto 1-0 nella partita casalinga del 4 dicembre scorso, e al ritorno poi la sua giovane Castelbuono, rimaneggiata dalle mancanze di Mazzola, Cicero e Antista, ha perso per 2-1 contro l'Aspra, che poi è riuscita ad arrivare in finale playoff e a battere l'Ascari Cepalò per 7-0 e poi 2-1 contro l'Accademia Trapani per il gol decisivo di Barbera. Prendono posto i tifosi, ma anche i giocatori in campo. Super giovane Castelbuono che oggi schiera il classico 3-5-2, in porta Pagone, difesa a 3 con Garofalo, Fenisi e Renoso. Gli esterni troviamo Suarez, prima partita per lui in campionato, già giocato 2 partite in Coppa, dimostrando di essere un giocatore validissimo e un ottimo under per questa squadra. Ricordiamoci anche della presenza da parte di Campos e Papalardo, e attacco formato da Diallo e Belecco. Se partita troviamo Mammano, Mazzola, De Natale, Tonero, Franchelli, Pardo, Andollina, Di Spezia e Torres, allenatore Angelo Boglianni. Nell'Aspra troviamo in porta Deniere, sempre in difesa a 3 con Piscopo, Palazzo e Friola. Sugli esterni troviamo Mazzotta e Tarantino, in mezzo Nicosia, Di Paola e Corso, attacco formato da Marrone e Ciglio. Tanto da quella porticina lì usciranno
i 22 di Castelbuono e Aspra. Allenatore dell'Aspra è mister Giuseppe Correnti, allenato Pippo Giuseppe Correnti, che ha guidato l'Aspra dalla terza categoria fino alla promozione, poi impegni lavorativi. L'anno scorso hanno convinto a dimettersi, però è ritornato più forte di prima e vuole lasciare un'impronta per questo Aspra che quest'anno lotta per non retrocedere. Aspra che ha vinto finora dalla terza categoria fino in eccellenza, è arrivata vincendo 3 campionati e una finale playoff, ed oggi naturalmente vuole riconfermarsi questa squadra che ha veramente del potenziale. In panchina troviamo Grisapundi, Marciante, Costantino, Saia, Santa Guida, Palmeri, Barbera, Terrasi e Clemente. Fatto tutto pronto, il direttore di gara di oggi è il signor Salvatore Azzolini della sezione di Caltanissetta. Gli assistenti sono Bardella e Cono della sezione di Palermo. I 2 capitani sono Fagone e Palazzo. Fagone in tinta arancione oggi, portiere che la scorsa settimana a Mazzara del Vallo è riuscito a salvare per 2 volte la super giovane Castelbuono con 2 grandi interventi su Cari e Lentini. In campo compagini. La terna arbitrale. Aspra finora con 5 punti in classifica, soltanto una sconfitta per i ragazzi di mister Correnti contro l'Atletico Club Palermo, poi 2 pareggi contro il Castellammare e Folgore e vittoria in trasferta contro il Purgatore. Dove giovane Castelbuono finora è l'unica squadra imbattuta in tutte le 2 competizioni di questa girone. È un grande, diciamo, orgoglio per i ragazzi di mister Bognani, che hanno dimostrato in queste settimane l'unione, il gruppo importante. È stato anche di notevole la sfida lanciata a mister Bognani, che oggi vuole ancora dare il suo contributo. Un ritorno, anzi 2. Sarà l'Aspra a battere il calcio d'inizio. Occhi puntati su questa gara. Azzolina che intanto vuole sincerarsi che tutti dissengano in panchina. Ricordiamo che il vice allenatore dell'Aspra è mister Giancarlo Ferrara. Lo scorso anno ha portato la Piana delle Baresi in promozione. Si parte, buon divertimento, anzi si deve ripetere, calcio di inizio, si parte, buon divertimento con Castelbuono Aspra
quinta giornata di campionato. 6 punti per il Castelbuono, 5 per l'Aspra. Castelbuono finora quinto in classifica. Palla per Di Paola. Arenoso. Suarez. Garofalo. Sale Arenoso. Palla in profondità. Chiusura da parte di Demiere. Palazzo. Lancio lungo da parte di Priola. A sventare Marrone. Poi Garofalo. Palla per Suarez. Prova di imporsi. Grande giocata da parte di Suarez. Palla in verticale verso Diallo. Primi applausi per Suarez. Sta facendo grandi cose in questo campionato questo ragazzo, arrivato dopo una squalifica avuta nel precedente campionato. Ragazzo che ha veramente del grande potenziale, abbiamo visto contro il Casteldaccia nelle 2 partite. Quindi questa maglia da titolare è veramente meritata. Suarez è morto, Belecco. Arriva il primo brivido per l'Aspra. Opportunità per Belecco. Una posizione alta, ha preso male il pallone. Grande palla di Suarez, è quello che chiede Bognanni, andare verticalmente sugli esterni e cercare l'uomo a rimorchio. E questo ha fatto Suarez, che ha messo questo pallone in profondità. Tarantino, Tarantino che lo scorso anno all'Aspra. Andiamo ai ritorni al sintetico di Geraci. Fuori gioco intanto da parte di Marrone, appunto Marrone che ritorna a Geraci sicuro, dove qui insieme a Demiere ha vinto il campionato di promozione poco più di 6 mesi fa. Dopo recuperare il pallone da Di Paola, prova a scaturire il contropiede Marrone, poi Gio prova a girarsi, quindi prova il Castelbuono a ripartire. Questo pallone è recuperato da Diallo, c'è punizione. Va a battere Arenoso, calcio di punizione. Grandis, palla in profondità a cercare Diallo e non arriva di testa, coperto molto bene da Palazzo e da Priola. Palla che si perde sul fondo, opportunità per la super giovane Castelbuono. Ancora i tifosi prendono posto sugli spalti. Temperature più o meno tranquille rispetto a quelle che c'erano circa 2 settimane fa contro l'Accademia Trapani. Ovviamente si sta avvicinando l'inverno e per una cittadina come Geraci questa è un po' una normalità. Palla per Grandis, mette con la rimorchio, arriva Suarez, ma Demiere, con un grande intervento Demiere, poi Grandis calcia, il pallone si impena verso Diallo, Demiere mostruoso su Suarez. Ecco ancora Grandis, lo scarico verso l'area di rigore, arriva Suarez a botta sicura, Demiere con un grande intervento.
Va a battere il Palazzo. Palazzo. Palla proprio di cercare Gio, per mesi di testa. Gio quest'estate ha fatto una preparazione a giocare campionato di Serie D, tanto non si ferma la sale Grandis, palla per Areroso. Belek scarica verso Russo che poi prende il pallone, c'è contropiede per l'Astra. È buona qui l'idea, 3 contro 2, palla per Marrone che può arrivarci su questo pallone. Deve puntare adesso Carovolo Marrone. Prova a passare il pallone verso Gio che gira verso Tarantino. Tarantino mette il pallone in mezzo, Arenoso di testa, va a liberare. Se l'è vista tutta la sua giovane Castelbuono. Marrone però non è riuscito a colpire, a prendere il pallone prima. Attenzione in profondità, Fagone blocca. Come dicevamo molti volti che hanno collaborato con il mister Bognatti. Questo è Palazzo, ha giocato insieme a lui quando era al Geraci nel campionato appunto dell'eccellenza, quindi diciamo un po' anche in chiave tattica è un po' un vantaggio sapere le caratteristiche di un singolo giocatore, tanto Russo qui con il tacco a cercare Grandis. Si piega adesso l'Astro e pallone in mezzo, allontanato da Pennisi. Palla verso Diallo, c'è un po' di testa verso Diallo, Diallo può andare, calcio d'angolo, grandissima qui la chiusura da parte di Priola. Andrà a battere il calcio d'angolo Arenoso. Guardiamo Fagone e Marrone che hanno giocato insieme nella stagione 2021-2022 al Gangi, piazzandosi quinti in classifica. Primo anno diciamo anche per Marrone università consecutivi che non gioca nelle madorie. Arenoso, poi conclusione da parte di Belecco, respinge la difesa. Questa laterale per la situazione di Castelbuono, si accendono gli animi. Prego! A battere Suarez. Palla per Pappalardo, Suarez può andare anche al cross. Continua sulla fascia Suarez, poi cerca Belecco in profondità Suarez. Fallo del terzino spagnolo, calcio di punizione. Impatto importante di Suarez nella partita. Grandi qualità da parte del terzino destro spagnolo che è arrivato qui dopo aver fatto la preparazione al San Luca insieme a De Nadal. Poi quanto pare non è piaciuto sono piaciuti i giocatori allo staff del San Luca insieme all'allenatore e la sua giovane Castelbuono ne ha approfittato, dando di fatto la possibilità ai due giocatori. Nadal ha giocato contro l'Alcacerdace in Coppa. Suarez ha giocato due partite il Casteldaccio, trovando anche un gol e un assist, dominando di fatto la gara.
palla per Grandis, pallone dentro, cercare Suarez, l'ultimo tocco è di Tarantino, anzi Suarez, quindi c'è il rinvio, lancio Demiere, a battere Demiere, a Palardo, cercherebbe Elecco per Antus che gira, buona qui l'idea, il pallone dentro, fa Demiere, le spinge, poi il Russo, cercare Arenoso, Garofalo, a Palardo, Garofalo, Grandis, cercare Russo, Pennisi, giro palla della sua giovane Castelbuono, prova a cercare spazi, Garofalo adesso prova l'iniziativa, Pappalardo, Arenoso, cercare Diallo, palla recuperata, Palazzo, impressione su Diallo, Demiere, pericoloso Diallo, impressione, continua sui difensori centrali dell'Astra, il pallone può continuare a cercare Pappalardo che può arrivarci su questo pallone, non ci sono però uomini a cui scaricarla, c'è rimessa laterale, buona qui l'opportunità con il Russo è andato verticalmente a cercare Pappalardo, c'è rimessa laterale a battere Suarez, poi Garofalo prova a passare, forse ha toccato il pallone con un braccio, si gioca alla per Giglio che scappa via Pennisi, adesso Pennisi recupera posizione, Giglio va addirittura in porta, ci ha provato Giglio, su di lui tante voci positive, giocatore di altra categoria, ricordiamo che aveva cominciato la preparazione all'Ante, poi ha deciso di ritornare in Sicilia per disputare il campionato con l'Astra. Arenoso, il pallone dentro, cercare Diallo, Scuola Palermo, Giglio, ha fatto la trafila delle giovanili, benissimo. Stiamo vedendo quanto è importante ogni singolo settore giovanile. Da battere Suarez, colpo di testa da parte di Criola, la testa da parte di Paola, si gioca solo di testa in questo frangente, Suarez prova a proteggere la rimessa laterale, ci riesce, rimessa laterale super giovane, con Marrone che era andato in pressione, il capitano Bagherese, Palazzo, calcio di punizione della sua giovane Castelbuono, andrà a battere Arenoso, adesso un'arma in più per Diallo perché la difesa dell'Astra deve stare attenta alle sue continue fughe. Arenoso o Antus, Diallo con i due, tocca Antus, poi Arenoso può andare anche a calciare. Questo problema per Demiere,
siamo a inizio stagione nelle due amichevoli contro Milazzo e Messara, ma anche contro il conduttore del trofeo Madonie aveva anche un ex dell'altro, Daniello, e poi stato ceduto. Tarantino va a battere la rimessa laterale. Russo alla probabilità di cercare Diallo. Palazzo. È buono questo lancio. Garofalo poi prova di intrufolarsi Marrone. Per conclusione, sul fondo ci ha provato Corso. Palla alta. Fa gol. A Palardo può uscire sulla situazione. Antus. Che gioco. Potremmo definirlo quasi un tiki-taka della situazione della Castelnuovo, che tiene il pallone a terra e prova adesso a trovare anche pericolo di conclusione da parte di Arenoso, palla sul fondo. Da notare il modo in cui la sua giovane Castelnuovo aveva gestito palla in questo frangente. Sono pochi gli spazi e quindi bisogna in qualche maniera trovare una via d'uscita. Raggio De Miere che conosce molto bene questo ha vinto il campionato di promozione con il Geraci, è stato, si può dire, il primo portiere a giocare in questo campo. L'anno scorso è stato inaugurato il Santissima Trinità, che ottiene anche la rimessa laterale, la personalità da parte di Arenoso. Poi cede il pallone a Grandis, adesso può andare al lancio lungo. C'è l'ultimo uomo Priora, Tarantino, poi Suarez, Benissimo a cercare Pellegrini, Pappalardo, Russo, palla per Grandis, Arenoso, Antus, taglio da parte di Suarez, la pressione, la copertura da parte di Tarantino, c'è rimessa laterale per l'altro. Questo taglio è stato giusto, questo pallone da parte di Antus. Russo Suarez forse doveva fare qualche anticipo alle spalle. Sorprendere Tarantino, c'è un pallo sul corso, calcio di punizione. Calcio di punizione che verrà battuto in questo istante, tanto rimane a terra corso, primo piano, corso che credo ci siano estremi c'è il mezzo laterale intanto a battere con le mani Tarantino. Tarantino
Russo, non c'è fallo secondo il direttore di gara, può partire il Russo che va a cercare Diallo in profondità, Diallo per Belecco, si ferma un po' l'azione, Belecco deve ritornare, fa ricompattare l'Aspra, Russo, Arenoso, Belecco, 1-2, perde, c'è rimessa laterale per lo giovane Castelbuono, andrà a battere Garofalo, Fagone, Pennissi, Russo, Pennissi, Pappalardo, sbaglia qui Pappalardo, intercetta l'Aspra con Giglio, poi Di Paola, sul pallone dentro per Grandis che riesce a deludere la marcatura, Grandis la testa, attenzione Diallo, Belecco, che sbagliato, voglio vedere questa situazione di gioco, Belecco e Diallo con un pallone al bacio da parte di Grandis che va andando via, è venuto la marcatura, fuori gioco, stimato dal direttore di gara il signor Azzolini della sezione di Caltanissetta. Viola, Pennissi, fallo laterale, Tarantino, Suarez, mette il pallone in fallo laterale, a battere Tarantino, i minuti nel corso del primo tempo, 0-0. Palazzo dietro Deniere all'altro, Garofalo, andiamo a cominciarci, gioca oggi al Caltanissetta, importantissimo, tanto Grandis basta, Grandis conclusione, che la faccia vuole dominare il Pitbull, palla che si perde sul fondo, (0-0) ancora, questi lanci sulla fascia sul giovane Castelbuono è stata incisiva con Grandis, rilancio Deniere, questo marrone Garofalo, Pappalardo, c'è la punizione, battere di Paola, lascia l'incarico a Palazzo, Palazzo va dentro, colpo di testa da allontanare, poi conclusione, mezza bicicletta da parte di Nicosia, palla che si vede sul fondo, rilancio Fagone, Palazzo che in più occasioni dovete centrale, deve uscire quando i due braccetti vanno in difficoltà, e ci ha preso la munizione, difficile entità diciamo,
sarà difficile per lui fronteggiare questo dialogo in più occasioni. Garofa, palla dentro, cerca di Belecco, colpo di testa da allontanare, poi fa Palardo per Belecco, Belecco per Palardo, mette il pallone! Fuori gioco da parte di Grandis. Fuori gioco di Grandis, aveva trovato il gol Laureano Grandis, grandissima costruzione da parte del giovane ragazzo, era al di là l'argentino ed è fuori gioco. Palazzo, disperazione per la sua giovane, tanto c'è un errore, in fase di impostazione, Antus, prova ad andare Antus, deve mettere il pallone in mezzo, Diallo! Viene! Mostruoso Demiere, Diallo deve passare con più forza, con più grinta, si fa scaldare subito. Che Fogliani voglia dare subito un chiaro segnale alla gara. Diallo, sfortunato il 2004 Castelbuonese, che non riesce qui a trovare il gol dell'1-0, che palla però da parte di Antus. Sui piedi fatati. Categoria. Arenoso, Belecco di prima a cercare Grandis. Moreccia, la tribuna locale, fuori gioco da parte di Antus. Calcio di punizione per l'Aspra, andrà a battere Piscopo. Grandis, cercare dentro Diallo, posizione regolare di Diallo, ma troppo lungo il lancio. Deniere aggrappa il pallone. Alle prove di cercare Tarantino dall'altra fascia, e ha provato a tenere il pallone in campo, non ci riesce, rimessa laterale per la Super Giovane Castelbuono. A battere Suarez. Belecco. Rimessa laterale per l'Aspra. A battere Tarantino. Attenzione, conclusione sul fondo da parte di Giglio. Prima vera opportunità per l'Aspra con Giglio che si è girato, è andato col mancino a sorprendere Fagone che era sulla traiettoria, palla che si perde sul fondo. Opportunità per l'Aspra al 29. Ragazzo Fagone, palla dentro di Arenoso e cercare Diallo. Palazzo si fa di Diallo, che chiede spiegazione al direttore di gara. Calcio di punizione per l'Aspra, battere Demiere, 29 sul cronometro, siamo quasi alla mezz'ora. Sta effettuando il riscaldamento Torres. Attenzione, allontanato il pallone sull'altro versante, prova ad approfittare Marrone, Garofalo lo chiude, c'è rimessa laterale. Tarantino,
palla percorso, corso per Giglio con una grande giocata, va via. A terra c'è la rimessa dal fondo per la sua giovane Castelbuono, andrà a battere Fagone. Benissimo, andare verticalmente, invece cerca l'esterno, Arenoso, a cercare profondità Belecco, in posizione regolare, sulla parte di Palazzo, palla per Belecco, può andare via su Piscopo, grande giocata da parte di Belecco, sta migliorando molto più il suo dribbling, le sue giocate. Parte Arenoso e pallone dentro Belecco, sfiora il gol dell'1-0 Belecco. Il colpo di testa da parte del numero 10 la sua giovane Castelbuono. Va a battere Viola, c'è fallo su cosa, va a battere Hantus. Hantus per Suarez, deve ritornare dietro da Garofalo. Garofalo per Pennisi, poi arrivare non c'è pressione da parte dell'Astra, palla dentro verso Belecco, allontanata da Priola. Garofalo, Suarez con un tacco bellissimo, Garofalo, Suarez va via, grande giocata, palla per Belecco, allontanato dal pallone. Le telecamere Belecco vuole andare via di Paola, per battere Suarez con le mani a cercare Diallo, c'è un tocco, quindi calcio d'angolo, deviazione da parte di Viola. Parte Hantus, il pallone dentro, allontanato nuovamente, non la tiene in campo, c'è calcio d'angolo. Parte Hantus, calcio d'angolo, salgono Arenoso, Belecco, Pennisi, Diallo, Garofalo e Pappalato, rimangono dietro Lusso, Randis, Suarez, parte Hantus. Conclusione bassa, prova Arenoso a calciare nuovamente, palla che si perde sul fondo, grande opportunità per Arenoso. Il rilancio Demiere, 34esimo, 0-0. C'è rimesso laterale, va a battere Grandis per Belecco, nuovamente Grandis, chiusura, poi il pallone per Marrone di prima a cercare Giglio, è buona l'idea, si butta dentro la rete di rigore Marrone, poi la palla del servizio per Raccorso, Marrone, Marrone molto probabilmente è stato, diciamo così, costretto anche a calciare non nelle sue corde, proprio perché era arrivato dietro alla pressione da parte di Vittorio Castelbuono, altrimenti uno come lui non avrebbe sbagliato una conclusione così. Arenoso, anzi Grandis, andare via Grandis, mette fallo, calcio di posizione, arriva il giallo per Grandis.
calcio di punizione a battere Palazzo. Palazzo va dentro a cercare Tarantino, deve stare attento su Suarez, riesce a chiudere Tarantino, c'è il calcio d'angolo per l'Aspra, andrà a battere ormai il numero 8 Corso. Le regole ci sono Nicosia, c'è Marrone, scambiano basso di palo, due Antus non riesce a tenere fuori nel campo, ma grande lettura da parte di Antus, perché aveva capito che giocavano la palla corta ed è intervenuto subito per mettere le cose in chiaro. Non è riuscito a tenere il pallone in campo, ma grande lettura tattica da parte di Antus. Allora c'è punizione, si lamenta Russo all'indirizzo del direttore di gara. Calcio di punizione per l'Aspra da battere Palazzo. Vengono dietro Di Paola e Piscopo. Vanno a saltare in 5, la metà. L'esterno per il punto Corso. Calcio di punizione. Battere Palazzo. Ne ha messi solo due in maniera Fagone. Naturalmente non si aspetta che Palazzo vai non si capiva se era un tiro o un cross. Che certo è che sulla giovane Castelbuono adesso la possibilità di mettersi in sesto, cercare un'altra grande possibilità. Fagone, Belecco, colpo di testa, Pappalardo, Suarez. Pappalardo non riesce qui la giocata e quindi prova l'Aspra a andare verticale adesso per Marrone. Marrone per Giglio. Attenzione Giglio! Palla al lato, opportunità per Giglio. Aspra ad un passo del gol. Grande intuizione da parte di Marrone qui. Pallone con la suola in profondità per Giglio. E poi ha calciato al lato. Occasione per i ragazzi di Mister Correnti. Raggio Fagone. Alla verso Diallo. Di testa Suarez. C'è la via, quindi c'è Marrone. Tiene il pallone in campo, Suarez recupera il pallone con le profondità. Palazzo Demiere protegge Palazzo uscita da parte di Demiere, era veramente in vantaggio il difensore. Arenoso, Giglio, il Grandis, Arenoso, messa laterale per l'Aspra, la per Marrone, laterale Marrone, poi prova un cross in mezzo sull'altro versante dove c'è Tarantino, deve anche effettuare il cross. Suarez, poi Tarantino, Priola, Ballungo, colpo di testa da parte di Arenoso, tiene in campo il pallone Mazzotta,
Pallone contro uno su Pappalardo. L'ultimo tocco è del giocatore con la maglia numero 11 dell'Aspra. C'è questa laterale per la squadra di mister Pognanni. Calcio di punizione. Partita interessantissima, siamo soltanto però sullo 0-0. Arenoso va a sbrogliare una situazione di pericolo. Tra Garofalo, Antus, benissimo. Garofalo alla per Arenoso, sbaglia Arenoso. E c'è una buona opportunità adesso per l'Aspra, sull'altro versato. Funzione che deve evitare queste giocate pericolose. E si è visto che l'Aspra sono attaccanti, Marrone e Cido può creare dei pericoli. Sembra più un 3-5-1-1 quello dell'Aspra, Gio che sembra più avanzato rispetto a Marrone. Delle volte è stato Marrone a costruire l'azione, a dare il pallone da Gio. Essere avanti Marrone. Antus poi andiamo a parlare Tirando Palazzo chiude calcio d'angolo la battere Antus. Salgono in 5 quella soluzione che parte Antus, colpo di testa da allontanare Mazzotta. Russo alla per Antus mette il pallone in difesa, colpo di testa! Ha segnato Bendisi! Ha segnato la super giovane Castelbuono! Il Chiello Castelbuonese! Tancredi Bendisi! Il secondo gol in campionato per Bendisi, il terzo! Il corner dei Bocchi di Giovanotto, alla grande! Ha segnato Bendisi! Da qui c'è da elogiare la giocata da parte di Russo, che non era semplice. Sulla seconda palla ha lottato, ha messo il pallone per Antus. Antus ha messo il pallone al bacio per la testa da parte di Tancredi Bendisi, che porta in vantaggio gli uomini di mister Pognanni. 1-0. Panchina, arriva un rosso. C'è un rosso per l'addetto al servizio d'ordine nonché direttore sportivo del Super Giovane Castelbuono, Ivano Preda. Viene espulso. 1-0, Bendisi l'ha sbloccata, il gioiello accese. Adesso lo giovane Castelbuono che deve mantenere questo vantaggio. Se l'è vista brutta la squadra di mister Pognanni con le due conclusioni da parte di Gio e di Marrone. Arenoso abbatte il pallone per cercare Diallo. Diallo può scappare, Diallo contrastato da Piscopo. Diallo su quella fascia, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Arenoso in seconda battuta può andare dentro a cercare Antus.
Russo, Pennisi, palla per Arenoso, Russo, Belecco, c'è fallo ma l'arbitro lascia giocare, Pappalardo doveva entrare nelle rigore, Pappalardo non scherza, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Può uscire Valentino. A battere Suarez. Un tiro sulla giovane Castelbuono. Al 43esimo la sboccata, Tancredi, Pennisi, breve pausa e poi ritorniamo qui, sempre su Sportissimo. I numeri parlano chiaro, c'è da essere soddisfatti e quindi si può sempre fare meglio. Certo, quelle 12 sconfitte, se fossero state 4-5 era meglio, però si può perdere, vincere e pareggiare. Noi ne abbiamo vinte di più, quindi va bene così. Sicuramente queste statistiche sono utili poi a fine anno, anche durante, danno delle indicazioni su dove si sta facendo bene e dove si può migliorare. Ed effettivamente questo è un dato di fatto. Premesso che le amichevoli, specialmente in questo periodo pre-campionato o magari incontri squadre che non siamo tutte allo stesso livello di preparazione, lasciano il tempo che trovano. Devo dire che sono contento di tutte e tre le amichevoli, sia per le squadre che abbiamo incontrato, che erano il Capaci, gli Emiri e l'Under 19 del Palermo Calcio 5, che sono tutti nostri amici, quindi è stato un piacere giocare con loro. Dal punto di vista tecnico non faccio un commento perché, ripeto, lasciano il tempo che trovano in questa fase di preparazione. Sicuramente sono soddisfatto dei nuovi e della rosa in genere. È stata una giornata particolare, ricordo perfettamente quel giorno perché non meritavamo né di pareggiare né di vincere quella partita, però poi grazie alla determinazione, grazie al non mollare mai, negli ultimi 5 minuti eravamo riusciti a raddrizzare la partita. Poi per episodi alla fine abbiamo beccato gol, abbiamo preso gol praticamente all'ultimo secondo, quindi onestamente un pochettino di amaro in bocca rimane. Magari non avremmo meritato neanche di pareggiarla la partita nei 60 minuti, però una volta che sei a 10 secondi alla fine stai pareggiando, se prendi gol qualche imprecazione ci può stare. Sono molto contento, io in questo momento alle tue spalle ci sono i ragazzi a centrocampo che ridono e scherzano e secondo me questa è la cosa principale di ogni allenamento. L'obiettivo sicuramente è quello di fare bene, non ci nascondiamo, puntiamo a una posizione il più alto possibile. Non conosciamo tutte le squadre, ci sono delle squadre nuove, sappiamo che ce ne sono alcune che si sono rinforzate, quindi non avendole viste ancora è un pochettino difficile dire posso arrivare primo, secondo, terzo. Sicuramente faremo di tutto per giocarci le posizioni importanti. Di solito preferisco giocare l'ultima partita in casa, quindi questo prevede di giocare la prima in trasferta. È stata una partita, diciamo, abbastanza equilibrata, quindi andiamo via consapevoli che abbiamo dato tutto quello che potevamo dare e penso che ci aspetta domenica una grande partita, quindi dobbiamo subito resettare e pensare ad allenarci bene per preparare una gara che è molto difficile che ci aspetta domenica. Nulla da dire ai nostri, sapevamo di incontrare una squadra organizzata e ben messa in campo, quindi purtroppo il gol non è arrivato e il risultato ha premiato l'Athletic Palermo, quindi va bene lo stesso e ripeto, pensiamo ora domenica al campionato che è la cosa più importante. È normale, è una bellissima gioia fare gol al 90esimo. Adesso ovviamente ci mancano i 3 punti che sono fondamentali per il nostro cammino, anche per premiarci per il nostro percorso che stiamo facendo, perché siamo una squadra giovane e in crescita, quindi
Sono molto soddisfatto dei miei compagni e della prestazione di tutta la squadra. Con molta serenità e tranquillità vogliamo fare un cammino tranquillo e divertirci, cercare prima di ottenere la salvezza e poi tutto quello che viene di guadagnato. Torna in campo il Lascari Cefalù dopo la brutta prestazione di Coppa Italia contro la Parma. Occorre invertire la rotta anche in campionato. Arriva sul campo di finale di Polline, dovrebbe essere questa l'ultima recita della squadra di Grimodo in questo campo. Arriva l'Aquila, una delle rivelazioni di questo avvio di campionato nel girone B di promozione, partita che inizia con le immagini prodotte dal nostro Pietro Piazza. Subito episodio da Moviola con il Lascari Cefalù che chiede invano un calcio di rigore al 6° minuto, poi 9° minuto, azione da calcio d'angolo, serie di batti e ribatti all'interno dell'area dell'Aquila, poi la conclusione che libera Gnoffo, il quale controlla e calcia, batte sottile, ma per l'arbitro è fuori gioco del giocatore con la maglia numero 11 dell'Ascari, che poi al minuto 26 un calcio di punizione, pallone che spiove sul secondo palo con l'assist perfetto per Butera, ma anche in questo caso fuori gioco, questa volta del numero 9 della formazione oggi in maglia bianca al minuto 28, prima offensiva di un certo spessore da parte dell'Aquila con la palla che viene giocata sulla sinistra, poi l'assist al centro per Princi, il quale non riesce a ribadirla nella porta vuota a Ferreri, completamente battuto. Allora Lascari che prova a punire, minuto 36, Conte rimbalzi, Gnoffo che calcia, palla fuori, minuto 42, calcio di punizione di Imbraguglio, potrebbe sembrare un cross ma in realtà diventa un tiro, sottile scavalcata anche la traversa, ma un minuto dopo errore in fase difensiva da parte dell'Aquila, innescato Butera che vede sottile fuori dai pali, lo batte con questo pallonetto morbido e preciso, 1-0 Lascari Cefalù, e non poteva che essere il bomber Gabriele Butera a metterla dentro al minuto 43. Si sblocca finalmente la partita, ma l'Aquila ha piani ben diversi per questo incontro. E allora con questa giocata tra le linee, con l'assist per Cariolo che riesce a calciare, non la trattiene Ferreri, e allora 1-1 con la rete del classe 87 ex Acquedolci tra le altre, e allora si va al riposo sul parziale di 1-1, ma prima questo calcio di punizione tentato dall'Ascari con la difesa che allontana, poi sulla conclusione fischia la fine del primo tempo il direttore di gara. Passiamo alla ripresa con il primo tentativo da parte dell'Aquila. Con questa conclusione Ferreri si deve distendere alla sua destra sul tiro dal limite dell'area scoccato, poi ancora una volta in contropiede l'Aquila con il servizio al centro area per Cariolo, ma bravissimo Ferreri a negare la gioia della doppietta al numero 7 dell'Aquila. Poi i biancorossi continuano ad attaccare, allora Volpini con il fallo dentro l'area di rigore, calcio di rigore per l'Aquila, minuto 70. Dal dischetto si presenta Mastroianni che attende il fischio che arriva con te passi Mastroianni che poi incrocia col sinistro perfettamente il gol da parte di Simone Mastroianni, e allora 1-2 ribalta la situazione l'Aquila che passa a condurre per la prima volta, ancora attacca la squadra ospite con la palla che rimane lì, il primo salvataggio sulla linea da parte di Abate, poi ancora attacca la squadra ospite, si tuffa Ferreri ma l'arbitro aveva già fischiato, quindi sfiora il terzo gol la squadra di mister Caragliano. Poi l'assalto finale non serve a nulla per il Lascari che perde in casa anche contro l'Aquila. Si affronteranno le due compagini palermitane, Panormus e Calcio Sicilia. Messa lunga a campanile da parte di Presti Giacomo, liscia il pallone, si entra dentro l'area di rigore, vuole proteggere il pallone, Fazio si gira e gol di Fazio che con una girata porta in vantaggio i padroni di casa, rompe l'equilibrio e va a prenderci l'abbraccio dei suoi tifosi e dei suoi compagni. Grandissimo gol di Fazio. Il calcio di rigore Davide Mattariano il capitano, attenzione, rischio subito, palla dentro, clamorosa scivolone del portiere, paperissima, e il numero 11 non può fare altro che appoggiare il rete. Ha segnato Imperato, trova il secondo gol in campionato dopo aver segnato alla prima giornata contro la Vis Palermo, adesso trova il 2-0. Ancora Florio, pallone all'interno dell'area di rigore, pure saltare il capitano, spizza verso l'angolo che prova un tiro al volo, palla che rimette dentro, clamorosa parata, la ribattuta, accorcia il risultato per il Calcio Sicilia. 2-1 dopo 34 minuti di gioco. Florio vuole andare a mettere un pallone, stacca lungo, clamoroso 2-2, rientra subito in partita, 1-2 micidiale, si addormenta la Palermis, colpito
colpisce con l'arma più letale per il calcio Sicilia, la rimessa lunga, pallone a cercare la torre, la punta. Rimessa laterale Florio, vuole andare a mettere il pallone dentro l'area di rigore, come a poco fa, ancora salta il numero 7 che mette il pallone dentro, rimonta completata di Gramauta. Ancora sulla rimessa laterale, questa volta sembrava lo stesso copione del gol del 2-2, questa volta salta Gramauta. Ancora Gramauta, calcia Gramauta. 2-4 per il calcio Sicilia, si era buttato nel lato giusto Prestigiacomo ma non arriva a toccare il pallone. Ancora Costa, calcia col sinistro, spiazza completamente il portiere e sigla il 5-2. Enrico qui sta subito, grandissima giocata che vuole andare a servire, ancora col sinistro, ancora ha provato Ferrara, pallone che rimane all'interno dell'area di rigore, prova a girarsi, ancora Majorana è bravissimo a farsi trovare pronto a siglare il gol del definitivo 2-6. Sta per iniziare il secondo tempo. Sulla giovane Castelbuono nei primi 45 minuti ha trovato un gol che gli permette di essere in vantaggio. Tancredi Pennisi ha sbloccato la gara con un grande impatto di testa sul cross da parte di Antus, azione cominciata dal grande recupero da parte di Russo, palla sugli esterni per Antus, il cross al bacio con il destro del centrocampista argentino, e poi l'impatto di testa di Tancredi Pennisi, il secondo gol in campionato, il terzo in tutte le competizioni, che ha anche segnato in Coppa contro il Geraci dalla porta opposta. I tifosi si prendono posto, il foro, anche i giovani Castelbuono che sono tantissimi, e fare diciamo 2 volte al mese mezz'ora di strada per arrivare qui a Geraci, dove la strada diciamo non è nelle condizioni diciamo idonee, è veramente un pregio, quindi va un applauso a tutti loro, e come ricordo una volta a Bognanni nell'intervista, di ringraziare queste persone, che veramente fare un campionato iniziale, un campionato in trasferta, giocare anche in casa, giocare in trasferta, fare mezz'ora di strada per arrivare al tuo campo di casa è difficile. Vediamo che 2 venerdì fa è arrivato l'omologa per mettere il mantelposto sul comunale Luigi Failla Tedalti, quindi tempo 1 o 2 mesi e il campo sarà pronto per vedere scendere in campo la Super Giovane Castelbuono, unica società cittadina. Intanto ci sono 2 cambi per l'Aspra. Costantino, scusate, obiezione. per esempio di Paola a centrocampo, poi uscirà con la maglia numero 11 Mazzotta,
volta usciva lui. Il giorno Castelbuono invece giocherà con gli stessi 11. Mazzotta esce, non lascia il campo. Andremo a rivedere i cambi. Deve essere Mazzotta e Di Paolo, entra Costantino. Si riparte, buon secondo tempo. Sul giocare Castelbuono è aspro, subito pallone in profondità, cercare di Allo, allontanato dalla difesa. È entrato con la maglia numero 15 Saglia. Prende l'azione Garofalo, cercare in profondità Belecco, pressato da Palazzo, c'è rinvio dal fondo, contenuto da Palazzo. Belecco, Renaggio De Miere, Palazzo verticale a cercare Corso, l'anticipo da parte di Antus. Belecco, palla per Antus, potrebbe anche calciare Di Aldo, poi prova a calciare Di Aldo, esterna, portano a gran voce il cambio, ragazzi, così castelbuonesi. Di Aldo, esperienza, ha portato male questo pallone. C'è fondo. Pressione da parte di Russo, che prima è stato decisivo per il gol per Giovanni Castelbuono. Ho visto un recupero ai danni di Mazzotta. Palazzo a lungo a cercare Marrone, la svettata posta verso Gio, c'è rimessa laterale da battere Tarantino. Garofalo verso Marrone, l'ultimo tocco è di Marrone, messa laterale, c'è ritorno da parte di Santiago Torres, lascia il campo di Allo. Torres Santiago Torres al posto da parte di Allo. Torres che si era fatto male nella gara contro l'Accademia Trapani ed è ritornato a disposizione di mister Bognanni oggi, saltando la sfida con Mazzara, le due partite con Casteldaccio, a sentire la sua mancanza in chiave realizzativa. Belecco, mette il pallone in mezzo, palla arretrata, Suarez, Russo, recuperata, quindi può correre l'Aspra, Grandis, recupera per il pallone Belecco, posizione regolare, Belecco lascia scorrere perché era convinto di essere in fuorigioco e la sua giovane Castelbuono ottiene una buona rimessa laterale, buona posizione. Grandis, alla per Torres che prova a girarsi, Torres, nulla, calcio d'angolo. Rimessa laterale, andrà a battere Grandis,
è andato via in mezzo a due Torres. L'arbitro però non se l'è sentita di concedere il tiro dagli 11 metri. De Miele recupera su questo colpo di destra da parte di Antus che era pressato. Pallone proprio da cercare Marrone, Garofalo di testa. Ma allontana, il pallone è uscito. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore dell'Aspra. 49-35. Due cambi per l'Aspra, uno per la Super Giovane Castelbuono. Prova ad andare PG, allontanato il pallone da Pennisi, insuperabile in difesa. Alla per Suarez, il tocco da parte di Tarantino, non c'è deviazione però del giocatore dell'Aspra, c'è calcio, c'è rimessa laterale. Si chiude Riccio, questa Super Giovane Castelbuono, Garofalo. Guarda che rimbalza sul Marrone, poi Pappalardo va a cercare profondità Torres, non è impreciso. Palazzo, Costantino, impressione Belecco, recupera la palla Belecco, recupero alto, conclusione De Miele, gol! Non è riuscito a trattenere De Miele, il raddoppio di Javier Belecco, Leonel Javier Belecco. Primo gol in casa per Belecco, che aveva trovato sinora un gol in trasferta sul calcio di rigore contro il giocatore. L'abbraccio di Belecco con Franchelli. 2-0. La conclusione era forte, De Miele non è riuscito a controllare la sfera. E pallone che si è insaccato in porta. Leonel Javier Belecco raddoppia e la gara argentina continua ad essere il 12° uomo in campo per la Super Giovane Castelbuono. 52, 7 minuti nel corso del secondo tempo, la Super Giovane Castelbuono ha raddoppiato con Leonel Javier Belecco. Il recupero alto da parte dei ragazzi di Mister Bognanni. Da questo prima era scaturita anche l'opportunità per Antus. Costantino, Garofalo, Suarez, con fallo, la punizione. Bognanni predica calma ai suoi. 52-27. Guardiamo che nel primo tempo, oltre al direttore sportivo Manometre, è stato espulso anche il vice allenatore dell'Aspra Pasquale Ferrara, Giancarlo Ferrara, per differenziarlo dall'ex tecnico dell'Igea. È esonerato in questa settimana gratis la celebrazione. Punizione per la Super Giovane Castelbuono. Adesso deve mantenere il vantaggio, non manda nessuno a scaldare i correnti. Tra lancio lungo Renoso, Palazzo, Garofalo, Antus, Suarez, messa laterale, Suarez, Russo, Belecco, Grandis, il pallone dentro, lo lascia passare Belecco, convinto che le spalle c'era Torres,
ma arriva anche il recupero prodigioso da parte di Piscopo. Calcio d'angolo per la Super Giovane Castelbuono. Arenoso andrà a battere. Sale Antus, sale Pelecco, sale Pappalardo, c'è Torres, Pennisi, Garofalo, rimangono dietro Russo, Grandes e Suarez. I piccoletti della Super Giovane Castelbuono. Parte Arenoso, allora è tagliato. C'è rimessa laterale per la Super Giovane Castelbuono, andrà a battere il Russo. Vediamo se si avvicina Suarez. Infatti anche per guadagnare un po' di tempo la Super Giovane Castelbuono decide di affidare la rimessa laterale a Suarez. Poi c'è un gesto, diciamo così, anche scherzoso, un po' di cattivo gusto per chi non lo capisce. Allontanare il pallone. C'è un fallo in attacco, accelerazione. Aspra che vuole recuperare la gara, non vuole perdere tempo. Ci credono ancora i uomini di Mister Correnti. Intanto c'è un fallo, si gioca però, Belecco, palla proprio del settore Torres, più a sera, però Torres ci può arrivare e può mettere adesso il cross. Torres mette il pallone in mezzo, Deniere blocca. Costantino, costruzione dal basso per l'Aspra, adesso prova a ribaltare le due reti di svantaggio. Dietro il pallone di corso, Pennisi, Garofalo, Arenoso, Grandis, Arenoso, Grandis, posizione regolare. Bene, palla per Russo, il pallone filtrante per Torres, Piscopo, poi Pappalardo a cercare Antus, che tocco sublime da parte di Antus, poi se ne va qui Russo, c'è rimessa laterale. Battuta affidata a Piscopo. Si incerta, il pallone manca fuori. Piscopo, Arenoso, Pelecco di tacco verso Antus, pallone impreciso. La qualità da parte di Pelecco. Tanta qualità in campo con Antus che oggi ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore che non merita assolutamente questa categoria e che sicuramente il prossimo anno, tra qualche anno, qualche campionato più blasonato rispetto all'eccellenza. Intanto Palazzo allontana Russo, fuori gioco Torres, quindi non accenna al ricorrere il pallone, tanto Torres e qua va via. Attenzione, è già morito Palazzo, rischia tantissimo adesso il difensore centrale dell'Aspra. Tanto subito lo staff medico del in campo. È il nostro quest'arbitro!
scusate, rumoreggia la tribuna. C'è calcio di punizione per lo super giovane Castelbuono. Punizione affidata al destro da parte di Anderson, a sinistro di Arenoso. C'è anche Pelecco in proiezione di tiro. Quello che è certo è che tutti e tre possono creare grandi pericoli. Inizia l'arbitro, parte Pelecco! Era andato a cercare il palo del portiere, palla che si perde sul fondo. Siamo al 60°, 15 minuti, un quarto d'ora è passato. 2-0 Super Giovane Castelbuono. Pennisi e Belecco i marcatori. Costantino in pressione della subito scarica poi verso il difensore Veloso, messa laterale Saia andrà a battere questa rimessa. Fa vedere Ciglio, scappa adesso dalla marcatura. Grandis ha preso un pestone da Nicosia, calcio di punizione. Rimane a terra Grandis. Piatto intensifica il riscaldamento Franchelli e Pardo sono gli unici giocatori sulla giovane Castelbuono che sono invece 4 giocatori dell'Aspra che si stanno scaldando. Fagone a Palardo, rimessa laterale da battere Grandis. Palla per Torres, viene tenuto in campo magicamente addirittura. Torres con il tacco è andato via. Conclusione, poi il Rusco calcia non è un tiratore. Il pallone stranamente è rimasto in campo percorrendo tutta la linea bianca e rendendolo giocabile poi per Belecco, e poi è servito il pallone per Torres. Pennisi, Arenoso, scusate, Belecco, poi Pappalardo. Non riescono le trame dell'Aspra. Suarez, Garofalo, palla altissima, poi Russo intercetta l'Aspra, grande pallone proprio da cercare Giglio, Arenoso, Arenoso potrebbe anche mettere il cross in mezzo, Lemiere esce. Suarez, Pappalardo, Russo, Fagone, lancio lungo a cercare Torres, stoppa con il petto, poi serve Belecco, Tarantino, Priola, a terra Belecco, Palazzo, questo è il pallone fuori, è rimasto a terra Belecco in uno scontro. Credo che non ci sia, nella mia percezione non c'è pericolo
perché se lo staff medico interviene in campo per sincerarsi delle condizioni del trequartista argentino. Santa 4esimo 2-0 sul giovane Castelbuono, partita in ghiaccio. La squadra di mister Bognani che però vuole ancora mettere del suo in questa gara, restituisce pallone. Andrà in rilancio. Siamo giunti al 20esimo. Grande se non può arrivare su questo pallone impreciso da parte di Favore. Messa laterale. Costantino. Intanto classifica che diventerebbe molto interessante. Si dovrebbero anche sapere i risultati degli altri campi. Classifica che diventerebbe interessante per i ragazzi di questo programma. Andrebbero ad un punto dal Favara, che ieri ha perso e ha vinto contro l'Atletica Club Palermo 3-2. La fetta di Picarrotta il gol di Lapiana. Favara che arriverà qui tra 2 partite. Prima qui per giocare a Castelbaccia, poi ci sarà il Mazzara 46 e poi il Favara. Partite in casa. Non credo che ci sia l'omologa fino a quel punto, a quel periodo per il campo. Con ogni probabilità vedrà scendere in campo il giocatore sulla giovane Castelbuono all'inizio palla in profondità, rimane a terra il giocatore della sua giovane Pappalardo. Era in proiezione dell'azione Azzoli Dare non fischiare, calcio di punizione per la sua giovane Tarantino. Pennisi, pallone buono, Suarez scappa via, Suarez va a cercare Torres si tira fuori di dare, palla per Suarez, Palazzo lo chiude. Ad apprezzare il 2004 spagnolo che è veramente una saetta su quella fascia. Adesso andrà a battere la rimessa laterale. C'è parte di questi giocatori sconosciuti agli occhi di molti. Oggi si stanno rivelando delle incognite da indagare. Naturalmente il merito attenzione Russo va a calciare. Vedete anche il Russo 2005 alla Parma lo scorso anno con una situazione disastrosa da parte della squadra palermitana nei juniores. Grande serietà, grande tranquillità di gestire il pallone. E in un 2005 è difficile trovare queste caratteristiche perché siamo nel periodo dell'adolescenza, si sta entrando piano piano nella maggiore età. A trovare un giocatore serio che quando gioca a calcio deve giocare a calcio, non diciamo bighellonare senza senso. Quando si trovano questi giocatori
per le società è veramente un bene prezioso. Intanto Suarez va a pressare alto Tarantino. Costantino, Suarez, recupero alto. Quello è suo. Palla per Belecco. Antus. Benissimo. Fagone. Lancio lungo, cercare Torres. Saia. Appalardo. Grandis. Di corso che viene ammonito. Calcio di punizione per... 25 minuti nel corso del secondo tempo. 2-0. Pennisi e Belecco. Finora i marcatori. De gol primo di Russo, secondo la parte di Belecco, poi ha superato il difensore di riferimento, ha calciato, deviere non perfetto, ha concesso la sua giovane Castellboro, tanto quando esce Giglio, Palazzo e Giglio escono fuori. Due cambi per Arteroso, troppo su deviere, poi va con i pugni, Garofalo, cercherà Renoso, palla verso Torres, Russo, cercare Suarez, colpo di destra parte di Belecco, fuori il gioco di rientro. Belecco, calcio di punizione, Costantino, qualcuno va a Pallardo, Russo, Grandis, Russo, cercare non lasciano intravedere il posto diretto di a prendere Bruscolini. Rosso per Saia, Aspra che rimane in 10, oltre il danno la beffa, come direbbe qualcuno. Intanto nell'Aspra erano entrati Barbera si è fatto male, ci sono le condizioni per poter continuare. Brutta entrata da parte di Saia che da subentrato viene espulso, c'è sotto la doccia il giocatore Agrese, pallone dentro secondo palo Torres. L'arbitro ha un altro cartellino giallo. Barbera ammonito. Nell'altra è entrato Marciante, classe 2004, a sostituire Palazzo, invece al posto di G è entrato Barbera. La
Adesso Aspra in balia di se stessa, alle corde, squadra bagherese. Adesso c'è un altro calcio di punizione che andrà a battere Torres, anzi Altus, scusate. Si va a fiondare la rigore Torres. Stesso ciuffo nei capelli di Altus e di Torres. Fischiabile. Antus di testa allontanare. Vediamo. Garofalo. Via Garofalo. Devo cercare Belecco. Con pressione Belecco. Vince il contrasto. Palla per Torres. Dalla parte di Friola. C'è la rimessa laterale per la Super Giovane Castelbuono, andrà a battere Grandis. Con le mani a cercare Torres che prova ad andare via. Situazione difficile, la chiusura da parte di Marciante. A battere Torres. Sul secondo palo, allontanata. La rimessa per la Super Giovane Castelbuono, andrà a battere Suarez. Partita a dir poco perfetta da parte dei ragazzi di Mister Bognano, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo si è cercato di studiare le linee, qui l'Aspra giocava in maniera importante, però ha preso le misure e sul cross il solito Altus. La chiusura da parte di Marciante. Arenoso. Pressione da parte di Costantino. Antoni, Russo, palla per Torres, Torres potrebbe calciare, batte! Alla in profondità è uscito per il pallone. Sarà rimessa laterale. Belecco, palla con il contagiri per Pappalardo. Il fallo laterale, però c'è un cambio dell'Aspra. Con la maglia numero 16 entra Santa Guida, che esce con la maglia numero 9, anzi con la maglia numero 8, Corso. Attilio Santa Guida. Lo scorso anno ha trovato il gol contro lo Super Giovane Castelbuono nel sintetico di Misilmeri. E passo il 2-0 per il Super Giovane Castelbuono, che ha riaperto le distanze con Pirrotta. Per l'Aspra. Lancio De Miere, colpo di destra parte di Pappalardo, poi Russo, cercare Torres, De Miere, blocca, Friola, colpo di destra parte di Garofalo, palla per Torres, è buona l'opportunità, ma Torres non può arrivarci, rimessa laterale, rimessa dal fondo per l'Aspra, 79esimo, Aspra in 10, l'espulsione da parte di Saia. È uscito anche Palazzo, che in più occasioni ha sfiorato, è andato vicino al rosso anche lui,
doppia punizione. Benissimo. Appena da colpo di testa Grandis. A cercare profondità Torres. Torres con una grande giocata, non andare via. Ora che non esce. Non è capo per Santa Guida, che non riesce ad ottenere la rimessa laterale per la super giovane Castelbuono. Siamo giunti al 34esimo corso del secondo tempo. Grandis, alla per Belecco. Questa dal fondo. Cambio. Entra Luciano Franchelli. C'è da 8 in pagella per Russo, oltre la dimistichezza è stato fondamentale oggi. Giocatore veramente forte, di prospettiva, ragazzo che crescerà veramente tanto. Luciano Franchelli. Marinaccio De Miere. Non è basso. È fatto largo. Belecco. Franchelli. Subito a pressare alto. Verso messo dal fondo. Tantunesimo Nicosia. Suarez vuole andare via in mezzo a due, ottiene anche la rimessa e ottiene anche gli applausi da parte del pubblico. Il giallo per Priola, a chiedere spiegazioni Criscopo. Intanto c'è un altro campo, Pardo a posto di Belecco. Grande partita, è stato determinante oggi soprattutto per il Covato, perché il gol, il suo gol quella palla, e poi è stato un po' anche graziato dall'errore di De Miere. Giulio Pardo, il leopardo delle nevi in campo. Colpo di testa per l'allontanamento. Arenoso. Cercare Suarez, poi Antus. Prova per vie verticali. Allontanata. Messa laterale. La sua giovane Castelbuono andrà a battere Suarez. Da incorniciare questa squadra, perché è l'unica squadra del girone ancora ad essere imbattuta in tutte le competizioni. Anche le grandi hanno perso, il Nis ha perso in Coppa con il Favara, il Favara ha perso contro lo Sciacca in Coppa,
e contro il Nissa e contro 2 volte contro il Nissa, una volta in casa, una volta in trasferta. Questa squadra invece con tutti gli avvoltoi che proclamavano la distruzione totale è riuscita a mettere a tacere le voci. Grandis, fallo laterale. A battere Marciante, Pennisi, Pardo, Costantino, Torres, pressione Suarez, messa laterale, Garofalo, Marrone prova a ottenere un calcio d'angolo, ci riesce, calcio d'angolo per l'Aspra. Intanto nell'altri campi arriva notizia che l'Accademia Trapani è in vantaggio a Mazzara, Mazzara Calcio, che questa settimana ha cambiato guida tecnica, ha affidato temporaneamente la squadra all'allenatore della Juniores Salvatore Asaro. Ha cambiato anche lo Sciac in settimana con uno dei grandi allenatori della categoria e oltre, che ha allenato anche in Serie D, Davide Boncore. Ha fatto grandi cose a Troina, facendo disputare un campionato in rispetto a Troina in Serie D. Poi grande esperienza anche alla Rotonda, anche fuori dalla Sicilia. Un allenatore che deve naturalmente avere il suo tempo adesso per lavorare, per riportare questa in posizione più ambita. Torniamo prossima settimana al Comunale di Marineo. La Super Giovane Castelbuono sarà impegnata nella trasferta contro gli 11 di Mister Vinghieri. Che però è impegnato a Castelvetrano. Franchelli, anzi scusate, Pappalardo per Franchelli. Franchelli si accentra. Ma la conclusione De Viere. Controllo malconcio da parte di De Viere. Si è avventato Torres. E adesso calcio di rigore per la Super Giovane Castelbuono. Santiago Torres ha in mano il pallone e può ritornare al gol l'argentino. Santiago Torres andrà ad affrontare Mirko De Miere, che l'ho steso giù. Il tiro forte da parte di Franchelli, controllo malconcio da parte di Sora, e c'è Suarez che va da incominciare. Tutti gridano a gran voce per Torres. Santiago Torres contro Mirko De Miere. Fischia l'arbitro. Parte Torres! È ritornato il Ciacci e lo fa con grande stile Santiago Torres.
spiazza Demiere e chiude la gara. La Super Giovane Castelbuono ha dominato oggi. Santiago Torres e il Cianci. La garra argentina da parte del Cianci, Santiago Torres. Cianci è un soprannome che invidia suo padre quando era piccolo, in spagnolo significa stupendo. Intanto Todaro, ultimo cambio per la sua giovane Castelbuono, entra al posto di Garofalo. Festa Castelbuono, 3 minuti di recupero che partiranno da adesso. Il Cianci, Santiago Torres mette in ghiaccio la gara. Giornata di festa perché questa è anche la prima vittoria in casa in campionato per la Super Giovane Castelbuono. Sfortunata contro Accademia Trapani e Folgore Castelvetrano. E Bognanni sarà contentissimo. E naturalmente le promesse si rispettano, le scommesse si rispettano anche. L'allenatore che ha preso questa squadra quest'anno e molti dicevano su 16 squadre voi partirete, voi sarete 16esimi. Sono voci da parte di persone che non hanno a che fare nulla col calcio e che parlano per sentito dire. La Super Giovane adesso si trova tra le grandi, ad un punto dal Favara, squadra cadetta a vincere il campionato. Ma mai abbassare la testa, perché 9 punti sono belli, ma se tu cominci ad esaltarti, a gasarti e anche a perdere alcune partite senza convinzione, senza grinta, puoi anche ritrovarti dall'altra parte della classifica in condizioni diciamo più difficili. Ultimo giro di lancette, ci siamo divertiti oggi. Si è dato la ripartenza da parte dell'Astra. Marrone manda in profondità. Barbera. Arenoso. Tarantino. Barbera. In profondità c'è Marrone. Barbera mette il pallone in mezzo. Arenoso. Su questo pallone credo che l'arbitro metta il fischietto in bocca e mandi tutti sotto la doccia. È finita, finisce qua la prima vittoria casalinga della Super Giovane Castelbuono in campionato contro l'Astra per 3-0. Decidono Bennissi, Belecco e Torres. Un saluto da Giuseppe La Russa e cordiale naturalmente saluto per questa grande squadra del Giovane Castelbuono che continua a stupire i suoi.